Ogni giorno, dietro le navi che arrivano e partono, ci sono volti, mani e storie. A Genova, Savona e Vado Ligure, più di 30.000 persone lavorano senza sosta, muovono 65 milioni di tonnellate di merci e fanno viaggiare 5 milioni di passeggeri ogni anno. Questo è il porto che lavora, il racconto di chi fa vivere i Ports of Genoa. Di giorno è abbastanza semplice, col mare grosso e la notte allora le cose cambiano. Mi chiamo Stefano Cucchia, ho 49 anni. Io sono Paolo Fiori e ho 24 anni. Siamo barcaioli del porto di Genova. I barcaioli delle Garazie operano 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24, con tutte le condizioni meteo possibili. Ci occupiamo di imbarcare o sbarcare il personale delle navi in rada nelle acque libere fuori dal porto di Genova. Il nostro equipaggio è formato da un comandante e da un mozzo. Il comandante porta la barca, mentre invece il mozzo aiuta a segnalare i pericoli che ci sono e soprattutto il mozzo va a prua ad aiutare a sopportare le persone che devono imbarcare o sbarcare. Uno dei nostri servizi più delicati è quando portiamo dei tecnici a bordo delle navi che sono in avvicinamento al porto, quindi navi che rallentano ma non si fermano. Questo servizio fatto magari di notte, col mare grosso, magari la nave è anche di belle dimensioni, molto alta, e dobbiamo imbarcare una persona che deve attaccarsi alla biscaggina, che è una scaletta, deve arrampicarsi e non deve cadere in mare. Il nostro lavoro è delicato, è quello di offrire a questa persona le condizioni più sicure possibili. È un lavoro che facciamo sincronizzati con la nave, quindi ci si sente per radio prima, ci si coordina in modo che la nave possa fornire una sorta di riparo che si chiama ridosso. Quando ci troviamo di fronte a un imprevisto, primo approccio è sulla sicurezza del mio equipaggio e della mia barca. Prendiamo personale dalle navi, quindi poi c'è la sicurezza anche di queste persone. Da quando c'è il cantiere della diga, il nostro lavoro è anche portare tutte le maestranze che riguardano la costruzione tutti i giorni dalla diga o dai mezzi che lavorano sulla diga. Un ragazzo che si vuole avvicinare a un mestiere del genere, direi va bene tutto, basta cominciare. Il porto offre tante possibilità, ci sono tanti mestieri, le cose da imparare sono tantissime. Non bisogna avere solo la patente nautica. Per poter portare la barca e diventare comandante bisogna prendere dei titoli in capitaneria e poi ci vuole l'esperienza. Ci vogliono tanti giorni di servizi con i piedi sopra la barca. Io mi sono formato qui nei barcaioli, poi ho fatto un'altra esperienza sempre in porto ma diversa e ora sono ritornato. Da poco tempo mi hanno fatto comandante e sono felicissimo di essere qua. Io ho cominciato con gli studi sul mare. Sono biologo marino, poi sono diventato sommozzatore all'OTS del porto e poi sono approdato ai barcaioli. Qui ho trovato anche una famiglia. Questa è una famiglia, veramente. Quindi sono veramente orgoglioso, contentissimo di essere qui.